Sono le 11:30, qualche passante nota del fumo uscire dalla porta finestra della palazzina di via 25 aprile a Ponzano. Il tempo di chiamare i vigili del fuoco, poi il boato. Dalla cucina ho sentito un gran botto, mi sono affacciata alla finestra, ho visto il fumo, sono venuta giù col telefonino per chiamare i vigili del fuoco, ma un mio vicino aveva già chiamati. E dopo tutte le persone scappare dall'appartamento e dopo sempre più fuoco. Spaventosa, perché ho pensato anche a delle persone purtroppo disabili, persone anziane che avevano bisogno di venire fuori al più presto. I vetri infranti, poi il fuoco, l'aria entra e genera un effetto camino che alimenta il fumo nero. Via 25 settembre ha un muro di fumo. Tempestivo è l'arrivo dei vigili del fuoco da Treviso e Montebelluna. Eravamo in terrazza e sono arrivati i vigili del fuoco, hanno preso il cagnolino come primo, poi mia figlia è scesa e poi io. C'erano le fiamme, signora? Fiamme no, tanto fumo nero. Io ho aperto la porta del mio appartamento per uscire, per venire giù e c'era proprio un muro nero di fumo che poi è entrato in appartamento. Infatti noi ci siamo rintanate in camera e in terrazza a aspettare i vigili del fuoco che ci salvassero. Vi hanno fatto scendere loro? Sì. Hanno montato la scala e mentre c'era la pompa che andava, la canna dell'acqua che andava, noi scendevamo dalle scale. Sono stati degli angeli. Grazie. Non posso dire altro. Con la signora, il primo ad essere soccorso, insieme alla figlia adolescente, anche Johnny, il loro cane, e così anche gli altri 2 gatti presenti nello stabile. Le fiamme si sono rapidamente propagate anche ad altri appartamenti dello stabile di proprietà del comune in gestione all'Ater, al suo interno persone in difficoltà e fragili. Nessun ferito grave, 2 anziani hanno avuto un malore e 5 persone rimaste lievemente intossicate. Tutti sono stati affidati alle cure del SUEM 118. 12 appartamenti, una quarantina di persone ospitate, 3 persone fragili, ospiti, anziani. Il fumo ha invaso in maniera importante tutti gli alloggi, non si vedeva nemmeno le persone sulle terrazze e sono state portate giù, quindi tutte le persone sono state tratte in salvo e ultimamente, come avete visto, anche i cani e i gatti sono stati soccorsi. Ringrazio i vigili del fuoco e il personale sanitario che è intervenuto in forza. Comune che si è mobilitato per trovare un alloggio per il tempo che servirà affinché le persone evacuate possano tornare alle loro case.